Buonasera. Allora, vi do il benvenuto per la nostra ospite speciale dell'anno, Jana Zapletalova, dell'Università di Olomouc in Repubblica Ceca, che è difficile adesso riassumere in poco tempo, e comunque si occupa sia di pittura che di stucchi, eh, partendo dalla pittura per così amore e finire per gli stucchi per un altro amore, e che ha lavorato soprattutto su temi direi di epoca barocca più che rinascimentale, dove spesso al centro sono persone che si muovono, sono committenti che si muovono, sono artisti che si muovono, di provenienza molto eterogenea e che poi hanno lasciato moltissime opere nei territori, diciamo, dell'attuale Repubblica Ceca, ovvero territori dell'ex impero. Ma anche a Vienna, perché hai lavorato su Andrea Lanzani, per esempio, che è uno degli artisti del Principe Eugenio di Savoia. Ehm, quindi, perché ce l'ho in mano, ve lo posso fare vedere. Questo è uno delle sue molte pubblicazioni. Questo riguarda appunto uno di questi pittori, Simone Gionnima, che è un pittore interessante anche per il contesto veneziano, perché è di origine albanese, cioè la famiglia è di origine albanese, e che poi si sposta a Bologna, ma anche a Venezia, per infine finire al nord degli Alpi. Tra le altre pubblicazioni, che cosa vorresti che ricordo in modo particolare? Sì, certo. Certo, famiglia di artisti come i Lucchese, che era un progetto di ricerca credo anche con Peter Fiedler, no? 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 Lucchese, che sono appunto esponenti degli artisti dei laghi, che tradizionalmente costituiscono questo bacino importante, no, di artisti che poi lavorano in giro per l'Europa e con una grande propensione per appunto le terre dell'Europa centrale. Diana quindi insegna, ha una formazione anche di filologa latina, oltre che di storica dell'arte. È attualmente direttrice dell'Istituto di Storia dell'Arte della sua università, e ha insegnato anche in diversi altri luoghi, come per esempio all'Aquila, giusto? Dove è stata visiting, e ha fatto ricerche in diverse istituzioni in Italia, in particolare l'Istituto Tedesco di Firenze, il Max Planck Institute di Firenze, ma anche in diverse università, come per esempio a Bologna, dove ha collaborato con Marinella Pigozzi, giusto? Sì. E inoltre è stata visiting anche in Svizzera, nell'Università della Svizzera, come si chiama, meridionale, SUPSI, Svizzera italiana, SUPSI, eh, e quindi questo è anche una collocazione geografica interessante, no? Per una ricerca che muove soprattutto su questi temi degli artisti originari da quella regione del Ticino e delle zone italiane dei laghi. Qui oggi Jana ci parlerà di un argomento immenso, anche se il titolo è apparentemente semplice, un castello, Stella di Praga e gli stucchi, ma si tratta, come vedrete, di un argomento estremamente complesso e anche complicato, con molte domande aperte, molte scoperte anche recenti,
e davvero affascinante, oltre ad essere di una bellezza veramente non comune. E eh, sì, forse non devo dire altro perché il resto su Castello Stello ce lo dirai tu. Quindi passo la parola a Jana e la ringraziamo molto per questo sforzo a fine anno accademico di organizzare ancora una conferenza. Grazie. Benvenuta. Grazie Martina per questa presentazione e grazie a tutti voi che con questo tempo avete rischiato e siete usciti per sentire ehm, conferenza. Saluto anche quelli che sono a distanza, spero che potranno sentire bene. Ho deciso di parlare a braccio rischiando di trovarmi anche in difficoltà linguistiche perché ho imparato italiano solo all'età di 20 anni e quindi avrò sicuramente difficoltà di esprimere certe cose, soprattutto quelle più sottili, ma a mio parere è più vivace se uno parla a braccio e non legge. Ora avviamo la presentazione, scusatemi un secondo. Quindi, bene, magari all'inizio vi spiego solo brevemente come mai mi sono messa a studiare le cose della metà di 500, malgrado fatto che mi occupo prevalentemente di 600 e soprattutto della migrazione artistica, non solo degli artisti che sono venuti da soli a fare qualcosa d'oltralpe, ma soprattutto proprio di quella migrazione di gruppo artisti della zona dei laghi, di Lago di Lugano, Lago di Como, che migravano a centinaia per tutta l'Europa per molti secoli. Io in un certo momento volevo capire all'inizio come quando è attestata la prima volta la presenza di questi artisti itineranti in Boemia e in Moravia. E quindi ho cominciato a studiare il Belvedere, il castello Belvedere di Praga e soprattutto la figura di Paolo Stella, architetto e scultore di grande importanza, molto studiato. Lì ho incontrato mio caro collega svizzero-francese Grégoire Exterman, che sta prevalentemente a fare le ricerche in Italia e abbiamo cominciato a studiare la famiglia Stella e direi per caso siamo arrivati fino al castello Stella, quindi questa cosa che parzialmente abbiamo fatto insieme con Gregoire che sa di questa lezione ma non è presente oggi. È praticamente un prodotto laterale di qualche altra ricerca che abbiamo svolto. Eh, si tratta di un castello di estrema importanza a livello europeo, a mio parere, non soltanto per le sue qualità architettoniche proprio straordinarie, ma anche per la decorazione fatta nella tecnica di stucco, che è la prima decorazione a stucco attestata e conservatasi in Boemia a metà di 500. Esistono, e ve lo farò vedere, due monografie su questo castello, ma la problematica è talmente complessa che alla fine sono nate più domande che c'erano proprio all'inizio e noi con Gregoire aggiungiamo ancora altre cose. Ok, no.
Ora, all'inizio ho pensato di presentare brevemente proprio Castello Stella, committente, le informazioni generali, anche gli stucchi e l'iconografia, poi per passare poi alle questioni che abbiamo studiato, soprattutto noi, che riguardano l'attribuzione degli stucchi e i rapporti con altre località, soprattutto in territorio di odierna Italia, la Villa Trivulzio, al Salone e Giovanni Maria Stella. Bene. Quest- Qualcuno di voi è stato al Castello Stella? La professore, le due professoresse prima fila. Sì, ok. Castello Stella si trova, si trova a Praga, qui è il centro di Praga, il Castello Stella è un po' fuori. Storicamente stava naturalmente dietro le mura, no, era proprio fuori centro storico di Praga, ma oggi la Praga che è cresciuta, cioè è diventata la parte della città. È circondato dai boschi, vedete sulla foto a destra in su, che anche quelli avevano, in qualche modo rispecchiavano la forma della stella. Quindi era contestualizzato in una specie di bosco che è stata comprata da Ferdinando I d'Asburgo e creato come una specie di spazio per caccia, dove dove sono stati diversi animali. Quella parte che è decorata si trova al pian terreno, esclusivamente al pian terreno di questo castello e poi ne parleremo fra un pochino di più. Chi ha commissionato la costruzione e la decorazione? È stato Ferdinando di Tirolo, arciduca, che è stato figlio di Ferdinando I d'Asburgo e quindi nipote di Carlo V. Carlo V era suo zio. Arciduca Ferdinando di Tirolo era secondogenito figlio, che è stato istruito con suo fratello Massimiliano a Innsbruck e poi gran parte della sua vita ha passato a Praga e dopo la morte del suo padre, dell'imperatore, si è spostato di nuovo a Innsbruck, dove ha fatto, cioè ha fatto fare il castello Ambras, che vedete sulla vecchia stampa, sempre alla costruzione, un ruolo molto importante nella costruzione avevano questi artisti itineranti, questi artisti migranti, e lì in questo castello aveva tante collezioni di grande importanza che oggi sono conservate parzialmente ancora nel Castello Ambras, parzialmente a Vienna nel Kunsthistorisches Museum. La pianta, la pietra di costruzione, la prima pietra per la costruzione di Castello Stella, ok, un pochino più lento, è stata fatta, o il castello è stato fondato a giugno del 1555, cioè in questo anno, dove i ricercatori cercano anche di vedere se ci sono dei legami con altri avvenimenti politici. Per esempio, questa data ehm, mh, cioè, la prima pietra è stata data, fatta 2 mesi prima della conclusione del contratto di Augsburg, che doveva mettere a posto i rapporti fra protestanti e cattolici,
ci potrebbero essere anche allusioni all'anniversario, al quinto anniversario dell'anno 311, quindi dell'anno quando è stata data la libertà religiosa. Lo scopo di questo castello all'inizio doveva servire come un castello di caccia, ma sicuramente non soltanto di caccia, c'erano anche altri significati. Poi è cambiato tante volte, veniva utilizzato nell'Ottocento come deposito della polvere da sparo. Ha sopravvissuto a tutti questi avvenimenti. Durante il regime comunista è stato utilizzato come un monumento, come una specie di esposizione di due grandi artisti del Risorgimento, e oggi finalmente serve, cioè si fa vedere dentro quello che è il più prezioso, che sono gli stucchi. Purtroppo dei documenti abbiamo veramente molto poco, a differenza di costruzione di castello di Praga. In questo caso non sappiamo chi fosse l'architetto, non sappiamo chi fossero artisti, proprio praticamente nessuna traccia archivistica. Cioè tutto quello che possiamo capire è indirettamente da altre cose. Sappiamo che la costruzione, o pensiamo di sapere che la costruzione sia stata diretta da alcuni artisti della zona di Lugano, che erano un certo Giovanni Maria Aostali de Sala, poi vi farò vedere un po' il contesto, e un certo Giovanni Lucchese. Gli studiosi ancora nell'Ottocento alcuni intuivano qualche legame fra la forma del castello, quindi la forma di stella, e Paolo Stella, già menzionato, l'architetto del castello che hanno costruito sul castello di Praga qualche anno prima. Poi però appena si è saputo che nel 1552 Paolo Stella muore, la costruzione comincia solo 3 anni dopo, l'hanno escluso del tutto dal gioco. E visto che non c'era il personaggio dell'architetto, hanno assegnato il ruolo maggiore dell'architetto allo stesso arciduca Ferdinando di Tirolo. E questa ipotesi è diffusa molto ancora nella letteratura artistica fino ai giorni di oggi. Per quello che riguarda la documentazione degli stucchi, abbiamo soltanto due notizie. Una notizia proviene dall'anno 1556, quindi un anno dopo l'inizio della costruzione, c'era già notizia che i stuccatori stanno lì a lavorare. Per noi è fondamentale. L'altra notizia che riguarda gli stucchi è datata 3 anni dopo, 1559. Stanno a lavorare lì e cioè, i lavori sono molto lenti. Quindi sappiamo che i stucchi dovevano essere fatti fra 1556 e probabilmente 1560. Poi ne torniamo. Per quello che riguarda la letteratura artistica, ce n'è una quantità enorme in molte lingue. Le prime informazioni su Castello, prime menzioni, troviamo già durante il Cinquecento, soprattutto negli anni 90 ci sono alcune informazioni da chi viaggia e vede, descrive che questi stucchi sono tutti di bianco, ne fa qualche menzione.
poi maggiormente cresce l'interesse degli studiosi degli anni 60 dell'Ottocento, quando cominciano proprio a studiare sistematicamente il castello e la decorazione a stucco e cominciano a notare i legami con le cose in Italia, soprattutto a Roma, con le botteghe di Raffaello, Giovanni da Udine e altre botteghe. Dopo la letteratura artistica aumenta e oggi ne abbiamo a disposizione due monografie, eh, di cui una è scritta da Jan Bajant e l'altra invece da un team di 4 studiosi dell'Accademia delle Scienze di Praga che hanno pubblicato 2014 in ceco e 2017 in inglese un grosso libro che riguarda gli stucchi. Alla fine tutte e due pubblicazioni sono state finalmente pubblicate anche in inglese, dopo tanti decenni che se ne pubblicava prevalentemente in ceco e quindi i risultati non sono stati accessibili facilmente agli altri studiosi. Ok. Ora presento brevemente gli stucchi per farvi vedere dove si trovano e che temi hanno. Mm, le decorazioni a stucco sono, se guardiamo il modello a sinistra, esclusivamente al pian terreno. Altri piani non sono decorati in nessun modo. La decorazione a stucco ricopre solamente le volte, non le pareti. Nelle pareti ci sono le nicchie, ma ora non c'è nulla dentro le nicchie. In totale ci dovrebbero essere più o meno 550 di pezzi di stucco che si trovano nella parte centrale e poi nelle 5 punte della pianta e in 6 corridoi. Mm? La, una delle punte della stella non è coperta dagli stucchi e viene utilizzata come la scala che permette di salire sia di sotto che sopra. Mm. Negli anni passati i nostri colleghi restauratori dalla facoltà di restauro di Litomyšl hanno svolto una campagna diagnostica e hanno studiato questi stucchi anche dal punto di vista di materiale utilizzato e hanno confermato che questi stucchi sono fatti alla romana, all'antica, utilizzando gli strati tradizionali tipo a riccio, intonaco, naturalmente con tante armature e cercavano di capire se all'origine erano in qualche modo trattati di qualche doratura, qualcosa del genere o semplicemente sono stati bianchi. Non sono purtroppo riusciti a capire dalla stratigrafia il colore originale, ma proprio dai documenti d'archivio probabilmente si può desumere che questi stucchi erano originalmente bianchi senza nessun altro tipo di decorazione. Consistono in una specie di combinazione di figure che di solito sono circondate, non so come
chiamarlo in italiano, ma lo capite sicuramente da soli da quello che vedete, che sono divisi spesso in diversi, eccoli, in queste decorazioni di solito lineari. In genere figure, rappresentazioni di diverse deità, eh, Venere, Giove, ci sono gli imperatori, ci sono diverse storie dall'antica Roma, ci sono amoretti, cioè puttini, e altre figure. Poi ci troviamo una serie di animali, dai mostri marini alle aquile imperiali, ai roni. Per esempio qui giù c'è la capra, Ita, come si chiama quella capra che cerca di mm? Mm? Rampante, è una che cerca di mangiarsi una foglia. Lì ci sono i cavalli e diversi altri animali. E naturalmente, come si può aspettare, tante altre forme diverse di decorazioni, di mascheroni, di cornucopia, di diversa tipologia di frutti, comunque c'è queste cose qui. Sono divisi, a sinistra vediamo Castello Stella, uno dei corridoi, e dietro le mie spalle invece si vede un esempio di stucco di Roma, di basilica sotterranea, che però a quell'epoca, quando a metà di 500 non era naturalmente ancora scoperta, ma comunque ci mostra la vicinanza di modo di riflettere, di gestire proprio i singoli pezzi di stucco e come coprire la volta. Quindi la logica parte direttamente probabilmente da questi stucchi, da diversi stucchi romani e gli servono come fonte di ispirazione. Di solito in centro di ogni volta che si trova nella punta della stella si trova un personaggio da cui prende lo spazio il suo nome nei giorni di oggi, e intorno ci sono altre scene che poi accompagnano in qualche modo quella scena centrale. Possiamo osservare che, che ci sono anche differenze fra spessore dello stucco. Nella parte centrale del Castello Stella, dove non entra la luce direttamente, ma soltanto tramite i corridoi, quindi è illuminata molto meno, spessore degli stucchi è molto più alto, come si vede nella foto a sinistra. Poi nei corridoi e nelle punte gli stucchi sono molto più sottili, quindi fa differenza. Altra cosa che si nota è che questo gruppo di stuccatori che lavoravano nel Castello Stella variano tantissimo anche la tecnica fra spessore nelle diverse scene. Sanno fare una specie cioè, di stucchi che escono praticamente dalla parete e vanno quasi in 3D, cioè hanno le qualità proprio scultoree,
e sanno fare anche gli stucchi che si muovono proprio sulla superficie, che è estremamente difficile perché hanno spessore per manipolazione molto limitato e di solito utilizzano in Fiesda il fondo per fare i disegni, quindi non vanno nello spazio, ma anzi rimangono, cercano di entrare in profondità grazie a questi disegni che ci si intravedono. Se paragonate per esempio le due ali di questo uccello, vedete che una esce fuori, l'altra invece rimane completamente sommersa nella, uh, nello, nello stucco. Un approccio del genere lo si osserva in tanti stucchi, soprattutto quelli romani, antichi romani. Ho scelto di nuovo un altro caso, Sepolcro dei Valeri, che è molto famoso e ci fa capire proprio la vicinanza di modo di riflettere di questi nostri artisti a Praga con quelli dell'antica Roma, che sicuramente hanno conosciuto molto bene certe cose che a quell'epoca erano a disposizione e hanno preso lezione. Uh, Qui, per esempio, a sinistra si osserva molto bene che questo mostro marino, su questo mostro marino viene utilizzato proprio quel disegno dentro lo stucco, così come si osserva dietro le mie spalle nel sepolcro dei Valeri. Altra cosa da notare è che questi stucatori a Praga cercano anche di fare distinzione fra i materiali, quindi lo stucco che usano per fare la pelle della capra, che fanno per diverse parti del corpo, per i capelli, per le ali degli animali, è diverso materialmente. Cercano di fare distinzione e anche cercano di dare alle persone rappresentate una specie di espressione. Oh, ora passiamo a un brevissimo accenno che riguarda l'iconografia e poi eventualmente se c'è l'interesse ritorniamo perché quella è una cosa estremamente vasta e molto ricca e complicata da spiegare. Abbiamo praticamente due interpretazioni più complesse che riguardano i significati del castello, della decorazione a stucco nel castello Stella. Va detto ancora che non esiste nessun programma iconografico, non si è conservato nulla e quindi il lavoro è quello nostro, leggere quello che c'è e quello che si capisce. Um, Secondo, penso, gran parte di storici dell'arte, non ci sono dubbi che questo programma iconografico fosse molto sofisticato, molto raffinato. Il problema è che non si capisce bene che cosa sono le idee generali di questo concetto. Abbiamo, come ho accennato, due interpretazioni più complessive che sono pubblicate in due monografie, una scritta sempre al professor Jan Bajant e l'altra invece da Ivo Purs. A mio parere, ciascuna ha delle qualità molto alte, sono in certe cose complementari, ciascuna porta a un'interpretazione praticamente diversa, e, partono tutte e due partono dalla parte centrale, che fra un pochino ve la faccio vedere un po' meglio,
e poi la leggono però in diversa direzione. Eh, mm, Come potete osservare su queste due piantine schematiche. Jan Bajad, a mio parere, mette le sue conoscenze molto profonde della archeologia classica e della mitologia antica. Lavora molto con certo tipo di fonti letterari. Ivo Purs, a mio parere, mi è molto più vicina a quella di Ivo Purs, eh, presenta strade diciamo in modo più libero e alla fine, dopo aver pubblicato 200 pagine solo sull'iconografia, sui significati, finisce con 2 pagine di domande. Cioè, lascia le cose molto aperte e dà la libertà cioè, dalla libertà di scelta della lettura. Tutte e due partono dalla parte centrale dove si trova la scena di Enea. Enea che porta sulle spalle suo padre e corre via dalla città di Troia insieme al suo figliuolo e la moglie. Perché Enea? Eh, Aveva sicuramente un senso molto profondo. Enea sta praticamente all'inizio di tutta la tradizione della Roma antica ed è quello che fonda poi la Roma e da lì si vede la tradizione che probabilmente Ferdinando, sia il primo che suo figlio, cercano di fare una specie di allusione a questi antenati che hanno fondato la Roma antica. Ma potrebbe avere cioè, diverse, secondo, secondo Ivo Purš, potrebbe anche alludere alla liberazione dell'anima dal corpo, l'anima che poi se ne va via, esce dal corpo e passa nelle altre zone. Riguarda l'interpretazione dove Ivo Purš usa molto di più il sistema dei pianeti. Invece professor Bajant lavora molto più con le fonti classiche, menzionando l'interpretazione di Cristoforo Landino della lettura di Eneide di Virgilio e della Divina Commedia e lavora con questi due paralleli utilizzando l'etica di Nicomache di Aristotele come base di interpretazione a cui poi applica la lettura delle diverse scene, cerca diverse polarità e alla fine però anche lui dice che è un open system che non si può leggere semplicemente da una parte all'altra e questo è proprio questa è la parte finale di Ivo Purš che spiega e dà tantissimi esempi, tante allusioni sia ai testi letterari che a tante immagini sia antiche che poi rinascimentali, ma alla fine conclude dicendo che probabilmente per la lettura iconografica di Castello Stella non ci doveva essere soltanto una direzione sola, ma
poteva funzionare a strati diversi e quindi che c'erano diverse fasi di interpretazione cosmologica, utilizzando i misteri, anche dei significati soteriologici, naturalmente anche quelli che riguardavano gli committenti, malgrado il fatto che in tutto il castello non c'è né uno stemma del committente, non c'è un'altra allusione al committente, per esempio Tosondoro o cose del genere, e quindi rimane molto neutrale come, come sistema di decorazione. Intorno a questa scena di Eneide, di Enea che fugge dalla Troia, poi ci sono sei scene che rappresentano diverse scene dalla storia dell'antica Roma, tipo Timon e Pero, e poi Gaius Mutius Scaevola o tante altre che alludono a certe caratteristiche. eh, Poi se andiamo invece nelle punte delle stelle, in ogni si trova qualche deità in centro e poi certi sistemi decorativi intorno. Tipo, qui è purtroppo tutto in ceco, ma secondo me è abbastanza internazionale e riuscite a capire comunque i nomi di diverse persone, di Minerva, Venere, in fondo Nettuno, Cleopatra, Marte, Luna, Mercurio, Cheirone e Saturno. E si entra attraverso il corridoio di Atlanta che viene spiegato come in diverse interpretazioni come, come il modo come si entra proprio dalla zona del bosco, da quella zona più che riguarda più mm, la vita, quella terrena, e poi si aspira agli altri livelli della vita, quella attiva e quella contemplativa. Io per però arrivare alla questione di cui mi sono occupata di più, ora passo proprio agli aspetti di attribuzione che per me nella nostra ricerca erano i più importanti. Se eventualmente ci sarà interesse, ritorniamo alle cose, agli aspetti iconografici. L'attribuzione degli stucchi. Anche in questo caso non c'era un nome dell'autore, quindi non si disponeva di nessun riferimento all'attribuzione. Qui su questo slide potete vedere i testi più importanti che riguardavano gli stucchi di Castello Stella. Ho lasciato da parte quelli ancora ottocenteschi che hanno dedicato l'attenzione agli stucchi, di solito pubblicavano in tedesco, quindi era accessibile al pubblico internazionale. Karel Chytil era il primo che ha studiato in odierna Repubblica Ceca le maestranze dei laghi, dei laghi, tipo lago di Lugano, lago di Como, e quindi capiva un po' la complessità di migrazione artistica e di artisti che collaboravano sulle opere di Ferdinando. Lui scrive che gli stucchi sono stati fatti probabilmente da Andrea Maria Aostalli del Pambio, e figlio del Giovanni Maria del Pambio. E questa informazione viene ripetuta fino agli anni 70. Potete notare, so che è in ceco, è apposta, potete notare che la maggior parte dei testi fino alla fine del secolo scorso
viene pubblicata praticamente esclusivamente in ceco, su un'opera di importanza internazionale. Questi testi di solito non erano facili da trovare dai ricercatori italiani e quindi ripetevano molto spesso le stesse cose. Vorrei evidenziare il testo, un articolo di Jarmila Krčálová pubblicato negli anni 1973, quindi nel periodo quando non era praticamente pensabile di andare in Svizzera. Lei è riuscita comunque di fare qualche viaggio in Svizzera estremamente breve per poter compiere le ricerche sul territorio svizzero, perché durante il regime uno rimaneva non poteva viaggiare in quelle zone. Questa Jarmila Krčálová ha detto che gli stucchi non potevano essere fatti da quegli artisti che sono nominati, perché quelli lavoravano come scalpellini, non avevano la capacità di creare gli stucchi. Ha detto, chiaramente ha scritto che l'opera rimane anonima e ha trovato un riferimento a un certo artista che si chiamò Antonio Brocco. Lei però dice molto chiaramente che non era un artista, che doveva essere un gruppo di artisti, che Antonio Brocco era soltanto uno di loro, sicuramente non il capo, era uno dei collaboratori e dice che l'artista stuccatore responsabile sicuramente aveva visto le cose a Roma, a Mantova, a Genova e in altre località all'epoca. Quindi doveva avere la conoscenza diretta delle opere, soprattutto romane. Non poteva trasmettere le sue conoscenze soltanto attraverso le stampe o i disegni di qualcun altro. Così conclude il suo articolo. Quelli che seguono, come potete vedere, hanno notato un artista e subito hanno cominciato a ripetere questa cosa e così è diventato Antonio Brocco l'autore degli stucchi del Castello Stella. Un ruolo non molto buono in questo gioco ha fatto Dorothea Dimer, che ha pubblicato nell'anno 1995 un articolo che si chiama Antonio Brocco e la fontana cantante di Praga, dove Dorothea Dimer prende il nome di Brocco menzionato da Jarmila Krčálová, ma in ceco, probabilmente non capisce bene tutto il contesto e gli attribuisce altre opere perché riesce a notare che ci sono altri posti dove risulta questo Antonio Brocco. Poi cosa fanno gli altri? Ripetono attribuzione degli stucchi ad Antonio Brocco fino ai tempi recenti. Ora vi faccio vedere un curriculum di Antonio Brocco. Ok, Antonio Brocco lavora negli anni 50 a Dresda, al castello, al cosiddetto Preziosensaal, negli anni 52-53, quindi praticamente poco prima di Castello Stella. Poi ne torniamo e vi faccio vedere altre foto migliori. Dopo passa a Castello Stella a Praga, rimane per praticamente 5 anni. Nel frattempo, dopo, negli anni 60, lavora sulla fontana di bronzo nei Giardini Reali, sempre a Praga. Quando Ferdinando di Tirolo si deve spostare, si sposta a Castello Ambras, lo accompagna Antonio Brocco e va e lì fa le stuccature
gli stucchi nella sala spagnola e nella cosiddetta Kaisersaal, che sarebbe la sala degli imperatori. Eh, Probabilmente in quegli anni ancora prima di partire lavora in un altro castello in Repubblica Ceca che si chiama Nelahozeves e infine fa una cosa a Ingolstadt. A vederlo così a me mi torna, cioè gli anni coincidono molto bene, le forme se le guardiamo non tanto bene, comunque sì, è convincente e quindi è un curriculum bellissimo di Brocco. Se guardiamo le località dell'attività di questo Antonio Brocco sulla piantina, anche lì funziona benissimo perché siamo comunque molto vicino a Praga, vicino al castello di Nelahozeves, Dresda che sta poco sopra e poi Ambras nel frattempo altre due località in odierna Germania. Castello Stella, purtroppo oggi scusate, Castello di Dresda, oggi non può essere studiato facilmente perché a gennaio del 1945 è stato gravemente bombardato e quindi gli stucchi li conosciamo nelle due sale, li conosciamo attraverso le vecchie fotografie degli anni 30 del secolo scorso. Si vede che in alcuni casi comunque si ripetono i temi che sono sia a Dresda che a Castello di Praga. Castello di Nelahozeves, vicino a Praga, ripete la parte centrale, ecco, si vede che in centro, non si vede molto bene, no, in centro c'è la scena di Enea che fugge e intorno i quattro lati ci sono questi quattro stucchi che lavorano con stessi soggetti e stesse forme che abbiamo già viste a Castello Stella, quelle scene dall'antica Roma. Se poi si vede la qualità, potete paragonare da soli la parte centrale del Castello Stella e la parte di Nelahozeves. Magari ancora vi faccio vedere i dettagli da dove si capisce chiaramente che l'artista di Castello Stella era di un livello molto più alto, anche se comunque però questo qua non era male per quell'epoca. Bisogna sempre pensare al fatto che sono quasi i primi stucchi che si trovano in Boemia a metà di 500. Poteva esserci uno dei collaboratori di nostro artista. L'altro castello dove troviamo sempre stessi stucchi si trova a Telč, sempre in Boemia. Ci sono questi tre esempi, ho scelto come esempi degli stucchi che si ritrovano anche a Castello Stella e anche in questo caso possiamo paragonare molto bene che qualità è diversa, direi ancora molto, molto peggiore di quella che abbiamo visto nel castello precedente. Ambras. In questa località il nome di Antonio Brocco è documentata. C'è scritto che ci ha lavorato Anton Brock, Stuckarbeiter. Quindi si sa. La qualità non corrisponde per niente. A lui
ad Antonio Brocco venivano attribuite due sale, la sala spagnola e poi la sala degli imperatori. Ora vi faccio vedere alcuni dettagli per poter paragonare la qualità. Castello Stella a sinistra, la stessa scena al castello di Nella Joseves, che è comunque una qualità ancora buona, e Castello Ambras, quando c'è un grande calo di qualità. Naturalmente gli storici dell'arte hanno notato questa sproporzione della qualità, ma di solito veniva spiegata così che Antonio Brocco era già vecchio e quindi non lavorava così bene e poi che non aveva dei buoni collaboratori intorno a sé. Ci sono più scene che si ripetono, sempre con differenze di qualità. E ultima parte che viene messa in qualche relazione con Antonio Brocco è quella di Ingolstadt, Castello Ingolstadt, dove non vediamo le scene che sono state fatte al Castello Stella, non, non ci sono, non si ripetono e a mio parere non è nemmeno quell'artista lì. Per attribuire, le opere ad Antonio Brocco, la Dorotea Dimer ha utilizzato i paralleli fra la fontana cantante, che è in bronzo, nei giardini reali davanti al castello di Belvedere di Praga, che paragonava con le forme a stucco, che è però un mondo completamente diverso dal punto di vista di tecnica, eccetera, eccetera, ma non corrispondono a parere mio e di Gregoire nemmeno le forme dal punto di vista stilistico, cioè non torna. Ecco, e torniamo alla parte che abbiamo già studiato insieme a Gregoire ed è Villa Trivulzio al Salone, che è stata per noi una grande e importante scoperta. La villa al Salone di Trivulzio si trova vicino a Roma e pochi anni fa è stata pubblicata una monografia da padre Andrea Bonavita, che è stata scritta qui a Venezia, alla Juve, come tesi di dottorato di ricerca e presenta questa villa Trivulzio poco conosciuta ai ricercatori. È la villa che ancora tutt'oggi non è accessibile. Proprio in questi mesi lottiamo per poter accedere, soprattutto la professoressa Silvia Ginsburg di Roma, i nostri colleghi Serena Quagliaroli, Giulia Spoltore, Gregoire e i sovrintendenti vorrebbero ottenere dei permessi dei proprietari privati per poter entrare, perché in questa villa, che è stata progettata da Baldassarre Peruzzi intorno al 1523 e decorata negli anni, circa 10 anni dopo, da Daniele da Volterra e da un certo Gianmaria da Milano, non si può entrare. Noi con Gregoire, come due stranieri, abbiamo fatto un atto di delinquenza e ci abbiamo messo un po' per trovare la villa e poi tramite diversi cespugli, prati, boschi siamo entrati a una zona, oltre purtroppo non si poteva passare, quindi questa foto l'abbiamo scattata dal vicino, si vede il totale abbandono. La villa è oggi protetta con i ferri alle finestre contro storici dell'arte e altri squatter, ma ne siamo anche contenti perché si rischia di avere il squatting in questa villa e quindi forse è meglio se almeno protetta in questo modo. Questa importante villa della prima metà del Cinquecento a Roma è decorata dagli stucchi. Dagli stucchi che hanno qualcosa a che fare con i nostri stucchi a Praga.
Abbiamo a disposizione le foto che sono state pubblicate da padre Andrea Bonavita, ci sono ancora un paio di altre foto di tempi vecchi, quindi abbiamo soltanto le informazioni di materiale fotografico di base, ma sappiamo qualcosa di più sull'artista, proprio grazie alle ricerche di Andrea Bonavita, che è riuscito a identificare stuccatore Gian Maria da Milano, grazie al testo di Giorgio Vasari, che scrive nella parte della vita di Daniele da Volterra che ma pose Trivulzio grandissima affezione a Daniello, mandandolo poco appresso a lavorare dove aveva fatto fuor di Roma a un suo casale, detto salone, in un grandissimo casamento, il quale faceva adornare di fontane, stucche e pitture, e dove appunto allora lavoravano Gian Maria da Milano ed altre alcune stanze di stucchi e grottesche. Un testo fondamentale. Andrea Bonavita è riuscito a capire chi fosse questo Gian Maria da Milano e ha proposto un'ipotesi che fosse Gian Maria della Stella da Milano, grazie al pagamento che ha trovato nell'archivio Trivulzio, dove si scrive che questo Gian Maria della Stella da Milano riceve 18 scudi per aver restaurato alcune statue dalla collezione del Cardinal Trivulzio. Questa notizia Andrea Bonavita pubblica nel Burlington Magazine. Per noi era fondamentale. E Bonavita conosceva anche il documento del 1542, una trascrizione che purtroppo non si conosce in originale, che registra un certo Magister Johannes Maria della Stella quondam Magistri Francisci, che riguarda l'eredità della sua sorella e dei suoi due fratelli Paolo e Giovanni Domenico, che erano a quell'epoca assenti per lavori a Praga. E qui cominciano a essere le cose molto interessanti per me, perché io non avevo altra aspirazione che capire qualcosa di più sulla famiglia Stella. In quel momento cercavo proprio di approfondire le nostre conoscenze su tre fratelli Stella, su Paolo Stella, Giovanni Domenico, suo fratello, e Giovanni Maria. Tutti e tre provenivano dalla zona di Melide, dove ancora ritorniamo fra un pochino, da un piccolissimo paese che si trova sulla riva del lago di Lugano. Questo Paolo Stella, come vi ho già detto proprio all'inizio, è architetto del castello Belvedere, castello della Reina Anna, che viene progettato e costruito dal 1538 in poi come primo edificio in forma rinascimentale a Praga. Con Paolo Stella arrivano altri artisti che decorano questo castello. Questa qui in mezzo è quella fontana di bronzo. I primi artisti dei laghi vengono chiamati da Vienna, arrivano alcuni anche da Pardubice e da Genova. Ferdinando d'Asburgo, quando pensa di costruire questo castello, chiama Paolo Stella da Genova. Paolo Stella arriva nel 1538 a Praga, presenta un modello, riceve approvazione e ritorna di nuovo nella sua patria e ritorna fra 2 mesi con 13 scalpellini. Altri arrivano da Vienna, dove lavoravano sulle opere imperiali, e così a Praga si trovano in quegli anni, verso 1538, 39, 40, circa 40 persone dalla zona dei laghi che sanno fare questi lavori di alta qualità. Guardate caso, quasi tutti quelli che partecipano in quegli anni a Praga, in quella zona, riguardano da pochi paesini
sempre intorno ai laghi, sempre stesse famiglie, tipo Lucchese di Melide, Stella di Melide, Austali di Pambio. Fra un po' vi faccio vedere la distanza fra Melide e Pambio. I spazi di Arogno, altri di Campione e altri di Bissone. Se poi guardiamo la cartina, vediamo che quasi tutti che lavoravano in quegli anni e poi anche per tutto il 500, 600, cioè io li ritrovo ancora 150 anni dopo sui nostri territori, provengono da questi piccoli paesi. Ecco, Mellide, Cambio, tipo nemmeno 2 chilometri verso Lugano. Bissone, basta attraversare il lago, Campione d'Italia, Arogno. Sono questi paesini più importanti per le opere rinascimentali a Praga a metà di 500. Per darvi qualche idea di come erano questi paesi, di che dimensione erano, vi faccio vedere una vecchia foto di Melide scattata negli anni 20 del secolo scorso, quando Melide è già molto grande. Prima Melide era un paesino di poche case e di pochissime famiglie, di cui gran parte di questi artisti lavoravano nel settore edilizia, artistico, quindi erano scalpellini, stuccatori, facevano questi lavori qui. Una foto più recente che da sopra ci fa vedere la stessa cosa. Mellide, con delle famiglie più importanti che voi conoscete poi grazie a altri lavori che hanno fatto, per esempio i Fontana o i Castelli, Bissone, cioè la famiglia dei Borromini, Tencalla, Bussi e tante altre. Le distanze sono veramente molto piccole fra questi artisti. E questi qua poi vengono chiamati per lavorare a Praga e alcuni di loro rimangono in territorio e fanno decorazione di altri castelli e altri edifici. Già Andrea Bonavita è riuscito a trovare legame fra la decorazione a stucco a Palazzo Doria a Genova, dove sicuramente Paolo Stella lavorò negli anni 30, è attestato persino da un documento pubblicato dalla professoressa Markham Schutz qui presente, si vede quindi qualche legame molto diretto fra i palazzi Doria di Genova e la Villa Trivulzio. Andrea Bonavita ha pubblicato anche questa bella foto della Villa Trivulzio e Palazzo di Belvedere, che però non è a stucco, ma è un lavoro in pietra. Ci sono anche altri legami. Jan Bajant, per esempio, dimostrò la diretta conoscenza, il diretto legame fra Villa Doria a Genova e poi uno dei temi di Castello Stella a Praga di Kimon e Pero. E quindi era chiaro che stiamo intorno al stesso gruppo di artisti. In quel momento noi abbiamo cominciato a capire che questo Giovanni Maria Stella era un personaggio molto più importante di quello che si pensasse. Dalla nostra visione della Repubblica Ceca, il più importante era Paolo Stella, che aveva 2 fratelli praticamente sconosciuti di cui non si sapeva nulla fino alla pubblicazione di Andrea Bonavita. Nel momento quando abbiamo letto questo libro di Andrea Bonavita, grazie a qualche suggerimento che ci ha dato Serena Quagliaroli di Roma, abbiamo capito che fratello di Paolo era molto più importante del nostro Paolo e quindi tutta la proporzione ha cominciato ad avere un'altra prospettiva. Abbiamo cominciato a studiare chi fosse questo Giovanni Maria Stella da Mellide.
siamo riusciti a costruire una specie di overview di tutti i documenti d'archivio che siamo riusciti a trovare sia sul territorio ticinese che anche in archivi italiani e in Boemia. E si sa ora che questo qua ha lavorato negli anni 30 nella Villa Trivulzio al Salone, attestato da Giorgio Vasari. Poi negli anni 40, nel 42 sappiamo che i suoi fratelli Paolo e Giovanni Domenico erano assenti e che lavoravano in quel periodo a Praga e che lui gestisce certe cose notarili a nome di tutti e tre nella loro terra natale a Melide. Sappiamo che a metà del Cinquecento uno dei fratelli Stella, non si sa se Giovanni Maria o Domenico, lavora a Praga. Non è indicato col suo nome, probabilmente era Giovanni Domenico. A settembre 1558, questo documento è per noi fondamentale perché quando l'abbiamo letto abbiamo capito che è una cosa che cambia del tutto la nostra prospettiva. A settembre del 58 sappiamo che Giovanni Maria Stella è attestato di persona a Praga e che ha venduto il terreno che ha lasciato il suo fratello in eredità, riceve la prima rate dei soldi subito, altre due rate gli devono arrivare fra un anno e fra 2 anni. E poi sappiamo nel 66 che rimane in vita questo Giovanni Maria che è stato nobilitato, anche suo fratello comunque è stato nobilitato per i lavori svolti e che gestisce alcune cose nella città, nella terra natale. Quando stava Giovanni Maria Stella a Praga negli anni 1558, 59 e 60, se un artista che ha collaborato con Baldassarre Peruzzi, che ha lavorato con Perino del Vaga a Genova, che mantiene le amicizie fra gli artisti di grande importanza sul territorio italiano, sta per 3 anni a Praga, non sta lì mica per ottenere i soldi del terreno venduto e aspettarsi l'arrivo di questi soldi. Sta lì a fare una cosa. E cosa potrebbe fare? Poi, a nostro parere, non poteva fare altro che gli stucchi di Castello Stella, perché gli anni coincidono molto molto bene. A questo punto abbiamo paragonato quello che si ha, le foto che siamo riusciti a ottenere a disposizione della Villa Trivulzio al Salone a Roma e paragonare queste opere con quello che sta a Praga. E ci si ritrovano certe somiglianze, anche se naturalmente poi ci sono tante altre cose che sono diverse. Ogni tanto la qualità delle foto è molto bassa, ma non abbiamo altro. Possiamo vedere stessi sistemi, stesse forme che si ripetono, sia a Roma che a Castello Stella. Un altro paragone fra Roma e Castello Stella di questa strana forma di C con decorazioni dentro. Anche questo ci sembrava abbastanza non comune, il modo come finisce dall'altra parte è la stessa cosa anche sopra. Bucranion, non so se si dice così in italiano, Bucranion con le foglie intorno a Trivulzio e a Castello Stella. Certe forme non molto comuni, per esempio questa T, con questa T, anche se poi ci sono altre differenze,
Comunque ci sembra che c'è qualche legame. E se paragoniamo anche i dettagli questi diversi mostri marini, il modo come viene fatta l'acqua, come sono fatte le code, anche lì ci sembra che ci sia qualche cosa che corrisponde fra due opere. Quindi sulla base di questi confronti siamo arrivati con Grégoire Exterman quasi una decisione di attribuire gli stucchi nel Castello Stella a Giovanni Maria Stella, ma pensando sempre che lui non era da solo a lavorare, ma doveva avere intorno a sé dei altri collaboratori comunque molto bravi. Naturalmente ci fa pensare questa informazione apre anche nuove strade di ricerca per le cose future. Potrebbero essere riviste anche le idee che riguardano proprio l'architettura, perché questi stella avevano naturalmente avevano nello stemma la stella di 6 punte, che non vuol dire nulla, poteva essere sempre Ferdinando di Tirolo a decidere, ma comunque c'è questa coincidenza che potrebbe essere di nuovo rivalutata. Siamo riusciti a capire l'iter di questo Giovanni Maria Stella che lavora sia a Roma per la clientela molto alta che con grande probabilità anche con Giorgio Vasari a decorazione di refettorio di Sant'Anna dei Lombardi a Napoli, dove viene menzionato un Giovanni Maria degli Stucchi, poi passa a Genova e a Praga magari anche in altre località. Quello che bisogna avere sempre in mente è che questi artisti non lavoravano mai da soli, che erano sempre dei gruppi, delle reti di collaboratori, lo che conferma anche questo documento che ho trovato recentemente, che so che è troppo piccolo per voi ora, ma rappresenta le spese per le opere scultoree nel palazzo di Belvedere negli anni 48 novembre e dicembre. Sì, quanto venivano pagati questi artisti sulla base probabilmente della loro qualificazione, si sa chi arriva con chi, quanti soldi riceve. Poi quando ho approfondito la ricerca, so che è illeggibile per voi, ma capite almeno quelle cose in giallo, gran parte di loro, cioè maggioranza assoluta, proviene sempre dagli stessi villaggi, tipo Melide, Campione, Bissone, Mellano, Morosia e proprio pochi paesi vicini al lago di Lugano. E questo mi porta alla conclusione. Ritorno a quello che studio a livello quotidiano durante nel 600. Quello che mi pare è che si cercava molto spesso un artista quello principale, quello che doveva essere responsabile per una tale commissione. Invece, non sono lunga io, ma sto per finire. Eh, Lì, nel nostro caso, se rivediamo l'attribuzione ad Antonio Brocco, si capisce che c'era una grande voglia di ricercatori di trovare un nome, quell'artista geniale responsabile quell'opera lì. Noi non diciamo che lo era Giovanni Maria, che non lo era Antonio Brocco. Il nome di Antonio Brocco c'è comunque nei documenti d'archivio, quindi probabilmente c'era in qualche modo fra i collaboratori che c'erano, ma quello che vorrei dire è che questi artisti, almeno così come li conosco e come li studio io durante il 600, lavoravano nei sistemi che io li chiamo reti, perché erano come una sabbia liquida
si spostavano da una zona all'altra, erano sempre in collaborazione e sulla base di commissioni, di chi costruiva, chi aveva bisogno, dove c'era lavoro, dove non c'era lavoro, viaggiavano attraverso tutta l'Europa. E molto spesso questi artisti poi rimangono sul territorio per decenni e decenni. Eh, Sopra vediamo la famiglia dei tre Stella, dei tre fratelli. Io non sono riuscita ancora a capire come legarli all'altra parte dell'albero genealogico degli Stella, ma riemergono lì ancora 50-70 anni dopo. Non si capisce poi il legame. Ho invece avuto occasione di studiare un altro ticinese, per modo di dire, un collaboratore, Giovanni Lucchese, che ha lavorato sulla costruzione di Castello Stella a metà di 500, ma io poi lo conosco benissimo dalla fine, cioè dalla seconda metà del 600, perché ancora dopo 150 anni stanno lì come famiglia, ritornano sempre negli stessi posti a lavorare. Se uno poi fa questo tipo di ricerche abbastanza noioso d'archivio, riesce però a cogliere un po' i rapporti con altre famiglie, i collaboratori, come si sposavano con gli altri che risultano anche quelli poi sul nostro territorio. E quindi mi fa capire tutto il sistema, tutta la strategia di questi artisti. Io per un periodo di non pochi anni, quasi forse 5 anni, ho volutamente smesso di studiare proprio le opere artistiche e mi sono buttata a studiare tutto quell'altro che riguarda gli aspetti sociali, le strategie, come ottenevano le commissioni, come viaggiavano, come proprio gli aspetti sociali fra di loro, compreso le malattie, le cose che alcuni nostri professori mi dicevano che non riguardano la storia dell'arte, che sono già oltre, ma comunque che mi hanno permesso di capire molto meglio i meccanismi di questa migrazione artistica che poi si può applicare forse con qualche cautela anche ai periodi precedenti dove ci manca materiale archivistico. Ma se vedo coi miei occhi di 600 quelli che lavoravano lì intorno al Belvedere Castello Stella, mi suscitano stessi schemi di spostamenti, collaborazioni e quindi mi permettono di arrivare a una visione un po' diversa dai miei colleghi che di solito cercavano quell'artista lì e non capivano che quel gruppo di artisti erano, come li chiamavano persino i nostri storici dell'arte all'inizio di Novecento, la mafia artistica sul territorio che non faceva entrare altri collaboratori e riuscivano a ottenere tutte le commissioni, andavano contro gli artisti locali presenti perché volevano proteggere le commissioni, guadagnare un po' di soldi. Stiamo arrivando proprio alle ultime slide. Un esempio che riguarda il 600, le ricerche che ho fatto per Castello di Kromieș, un monumento di UNESCO. I nomi che vedete li ho studiati abbastanza bene e ora con le frette vi faccio vedere chi era in qualche parentela con altro. E questo poi vi fa capire, vi fa capire che non era un artista o due o tre artisti, erano nemmeno decine, erano in alcuni casi erano persino più di qualche centinaio di artisti che si spostavano e quindi queste costruzioni, queste opere come Castello Stella, Castello Belvedere, vanno inserite nei meccanismi di studio di migrazione artistica. I miei colleghi dal gruppo di ricerca che hanno studiato lo stucco rinascimentale stanno per pubblicare, ed è una questione di un paio di mesi, speriamo entro autunno, uscirà alla nostra università un grosso libro sullo stucco rinascimentale e manieristico e vorrei approfittare di questa occasione di fare un po' di pubblicità perché Castello Stella non è unico, è naturalmente l'esempio
migliore di quelli che abbiamo, ma ci sono poi altre località dove comunque gli stucchi vengono fatti da questi artisti artigiani della zona del lago di Lugano e delle zone limitrofe. Il catalogo avrà più o meno questa forma, i colleghi danno molta attenzione anche allo studio delle tecniche, a diciamo una specie di technical art history, cercando di mettere insieme le informazioni storico-artistiche con quelle dei restauratori e specialisti per materiale e tecnologie. E finisco con un paio di belle altre decorazioni che si trovano comunque nel territorio della Boemia e Moravia in di quel periodo della seconda metà del 500 e poi del 600, dove lavorano questi artisti tipo Baldassarre Maggi, sempre di Arogno, e ritornano e fanno delle decorazioni a stucco praticamente fino al primo terzo del Settecento. Castello Cratofile, Castello Buciovice, che è straordinario, è un'opera di qualità, di qualità assolutamente straordinaria, dove c'entrano i migliori artisti sia della zona dei laghi. Ovviamente c'era anche Casella, ma anche il progetto è molto sofisticato. E poi tanti altri che sicuramente conoscerete, tipo Palazzo di Wallenstein a Praga e altri castelli sparsi per Boemia e Moravia, dove, eh, dove rivediamo quelli che lavoravano, cioè le persone sempre della zona dei laghi, e qui arriviamo praticamente alla fine del 600 con le opere di Baldassarre Fontana che studiamo proprio in questi anni grazie a un progetto europeo con i colleghi italiani, polacchi, perché abbiamo capito che queste opere di stucco vanno sicuramente studiate a livello internazionale, perché anche il nostro caso vi fa vedere molto bene che se uno poi rimane chiuso nel suo territorio non riesce a fare nulla o arriva alle conclusioni sbagliate, e vorremmo porre anche tanta attenzione alla collaborazione con i restauratori e chi si occupa di materie e tecnologie per mettere le cose insieme. Grazie mille per la vostra attenzione.